Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926. Per prima volta iscriviti al canale gratis. Signori, io, io non so cosa stia succedendo in questa squadra, in questa società. Oramai parlano tutti e non si fanno un esame di coscienza, sinceramente. Voglio. Sto parlando della gente, voglio, di Di Lorenzo. Dalle parole che ha detto, sinceramente, a me sanno molto di addio, perché dire a giugno faremo le nostre valutazioni significa che allora il ragazzo vuole andare via da Napoli. Oppure, e questo grazie anche all'aumento di Victor Osimhen a 10 milioni, il ragazzo vuole un aumento di ingaggio. Ragazzi, c'è poco da fare, si sapeva che sarebbe finita così, ragazzi, ma si sapeva, era palese la cosa che sarebbe finita così, ragazzi, che facendo l'aumento a Victor Osimhen ci saremmo ritrovati con uno spogliatoio diviso in 2/3 fazioni, ed è una cosa molto grave, secondo me, è una cosa veramente molto grave. Comunque, ora andremo a parlare di Di Lorenzo e di Samardzic del calciomercato, perché oggi sono usciti altri nomi di calciomercato. Allora, parliamo un attimo di Osimhen. Noi abbiamo mandato via Victor prima della partita di Monza. Cosa sta succedendo? Attualmente, che oggi sono le ore 16:38, va bene, 16:38 di giovedì 4 gennaio. Dopotutto che noi l'abbiamo mandato via prima in nazionale, di qua, di là, dopo che ha firmato il contratto a 10 milioni, dopo che si è fatto beccare in discoteca a lanciare banconote, poi hanno detto che le banconote erano false, ma sinceramente a me non me ne fotto. Sinceramente, se erano vere o false, non me ne fotto. In Nigeria hanno questa usanza di buttare soldi, non so come mai. Vabbè, comunque, tralasciando questo, il signor Victor Osimhen non si è ancora presentato in ritiro della sua nazionale. Sapete dove mi rode il culo? Sapete dove veramente mi rode? Che vedi Onana che aspetterà l'ultimo giorno prima della partita. Intanto è già stato convocato dalla nazionale, quindi è tutto a posto, è già stata presentata la rosa. Onana sarà il titolare. Onana aspetterà l'ultimo giorno prima di partire per la sua nazionale, quindi giocherà altre partite con lo United. Poteva farlo anche Osimhen, ma il signorino si è fatto buttare prima fuori e poi se n'è andato prima da Napoli. Ma di cosa vogliamo parlare, Waiu? Di cosa vogliamo parlare? Cioè, ragazzi, qui abbiamo gente a cui sta a cuore questa squadra, Waiu. Non me ne voglia, Victor ci ha fatto vincere lo scudetto, questo nessuno ce lo toglierà dalla mente, nessuno ve lo toglierà, nessuno. Però meritiamo rispetto. Tu hai preso questi 10 milioni, hai firmato il contratto e te ne sei andato in Nigeria, ora non si sa dove sta, prima fa restare la sorella, poi la mamma, la moglie, il parente, di qua, di là. Cioè, ma di che cosa vogliamo parlare, Waiu? Questa è una testa calda. Questa è una testa caldissima, Waiu, ma di cosa vogliamo parlare? Cioè, io veramente non ho parole, Vabbè, cambiamo discorso. Situazione Samardzic. Ragazzi, ad oggi Samardzic resta un giocatore dell'Udinese. Ad oggi. Qualcuno diceva, ma vedrete fra giovedì e venerdì sarà presentato Samardzic, non vi preoccupate. Beh, noi non ci stiamo preoccupando. Radio Kiss l'ha detto, non l'ha detto Neapolis. Si sono presi le loro responsabilità. Samardzic ad oggi non se ne parla più, ragazzi. Nemmeno Fabrizio Romano ha parlato di quest'oggi, ragazzi, di Samardzic. Nuovo nome che è uscito questa mattina alle ore 10:23. Il Napoli ha aperto la trattativa per Zito Luvumbo, classe 2002. Positiva la prima trattativa con i suoi agenti negli ultimi giorni. Il Napoli è interessato all'attaccante del Cagliari per la prossima stagione, ma è al lavoro per provarlo ad ingaggiare subito. Sappiamo tutti, il grande Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano, ce l'ha tutti lui, cioè è tutto quantissimo, Ha già detto, Arabia Saudita, ne stiamo parlando. Quando ce lo dici, quando è finito il mercato e noi non possiamo comprare più nessuno, ragazzi, meritiamo rispetto. Io voglio chiarezza, vuoi andare via? Ciao, la porta è quella, però mi devi dare il tempo di trovare il giocatore.
perché se no voglio, così non va, così non va, così non va, ragazzi. Poi, vedete, Giuffredi a Sport Italia, Politano in Arabia Saudita, ne stiamo parlando. Aggiornamento su Samagic, questo è uscito questa notte. La Lazio non si è inserita, oggi c'è un'unica squadra che lavora per chiudere ed è il Napoli. Trattativa Samagic altalenante, non c'è ancora accordo con l'Udinese. Rendiamoci conto. Simeone non è sicuro di rimanere a Napoli a gennaio. L'argentino cerca spazio, continua a giocare poco. In caso di buona offerta non è escluso che possa partire anche a gennaio. Il rapporto con il Napoli resta buono, ma la situazione è da monitorare. E io fossi in Simeone, sapete cosa direi al grande Aurelio De Laurentiis? Aurelio, amici come prima, rimaniamo amici, ma io vado via, io voglio giocare, gli accordi non erano questi. Ragazzi, Simeone, io penso sia uno dei giocatori più amati dalla piazza di Napoli e voi lo potete vedere benissimo quando entra in campo. Il ragazzo, io sempre applausi, sempre ad incitarlo. È argentino, i napoletani amano gli argentini e gli argentini amano i napoletani. Voglio, non c'è un cazzo da fare. Voglio, se il ragazzo vuole andare via, e io me lo auguro a questo punto, ma almeno vada a giocare. Voglio. Eccolo qua, questo è l'aggiornamento che vi dicevo. Osimhen non è ancora arrivato nel ritiro della Nigeria, manca solo lui all'appello nonostante sia partito il 28 dicembre scorso con il permesso concesso dal Napoli. Dragusin, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno. Napoli, una chance se mi dovessero chiamare. Non si può dire no. Questo è l'agente di Dragusin. Però questa è tutta finalizzata, secondo me, ragazzi, al fatto di dire ma Dragusin al Napoli, sì, non ne parleremo, ma poi se ne è parlato benissimo. Ha parlato così perché c'è il Tottenham dietro, quindi sta spingendo secondo me un po' il Tottenham, ragazzi, a parlare. Allora, parliamo proprio di Di Lorenzo, dell'agente di Di Lorenzo. Allora, mi vado a riprendere l'articolo. Partiamo da un presupposto: le critiche fanno parte del lavoro e dei calciatori che devono prendersi le cose belle e le cose brutte. Di Lorenzo di questo non è consapevole, è un ragazzo dalle spalle larghe, ha vinto lo scudetto da capitano e ci ha messo la faccia per tutto l'anno. Adesso le cose non vanno bene e continua a metterci la faccia senza problemi. È molto dispiaciuto scusatemi, un attimo mi sono perso perché c'è il riflesso della luce. È molto dispiaciuto della situazione che sta vivendo il Napoli. Penso che il suo cuore sia dispiaciuto anche delle critiche che sente. È normale criticare, ma devo dire che hanno tutti la memoria corta. Negli ultimi 4 anni non ricordo una partita sbagliata di Lorenzo, che è stato uno dei terzini migliori al mondo. Non sta facendo una stagione da 8, ma neanche da 5. Poi non è il solo sentite? Poi non è il solo a stare facendo una stagione sotto il livello. Per come ci ha abituato, non è una situazione generale della squadra, non è una situazione singola dello stesso calciatore, ma a me dispiace che le persone abbiano la memoria corta. Chiunque sia, a giugno tireremo le somme e faremo le nostre valutazioni. Ci prendiamo le cose belle e brutte tenendo conto della memoria corta che hanno avuto la gente. A giugno è giusto che anche noi prenderemo atto di come la situazione e faremo le nostre scelte. Punto. Io, con tutto il rispetto che posso avere per Di Lorenzo, per il suo agente non nutro alcun interesse perché non me ne frega niente. Anzi, voglio. Intanto è arrivato. Samaci si confessa con un amico, c'è solo un intoppo ma è risolvibile. Walter De Maggio, la prima scelta del centrocampo del Napoli. Samagin si lavora con il padre agente per l'accordo, stando a quanto riportato alla Radio Kiss Napoli, che nelle ultime ore c'è stato un intoppo legato ai diritti d'immagine. Walter De Maggio in diretta alla Radio Gol ha fatto sapere che il centrocampista dell'Unione avrebbe confessato ad un amico della presenza di tale intoppo, ma che è sicuro che tutto si risolverà. Di conseguenza ha spiegato il conduttore di Radio Kiss Napoli, per il serbo diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Giovanni Scotto, giornalista del Roma, ha dato le ultime sull'affare Samagic, mentre si attende l'annuncio di Pasquale Mazzocchi. Oggi il primo allenamento, il Napoli tratta con l'agente di Samagic per trovare l'accordo. De Laurentiis offre 2 milioni per 4 anni, la richiesta del centrocampista è di 3 milioni e mezzo. Si prova a trovare una quadra riducendo la durata del contratto. Resta confermato la reciproca volontà di chiudere, ma occorre far presto perché la concorrenza è in agguato. E questo è partito da 2 milioni e mezzo, ma è già salito a 3,5. Ragazzi, è una cosa assurda questo giocatore. Comunque, stavamo dicendo Di Lorenzo. Io apprezzo molto il giocatore, lo sapete, io amo Di Lorenzo, però questi agenti qua sono la rovina del calcio.
perché tu prima di iniziare il campionato hai già rotto i coglioni con Politano, Mario Rui, Gaetano non gioca, non può fare la bella statuina. Ma aprite gli occhi, Cristo Dio, apri gli occhi. Ha davanti gente come Zelischi, anche Stallo Vodka. Ma Cristo Dio, può mai essere titolare nel Napoli? Cioè, ma fammi capire. In Serie B può fare il titolare, ma in Serie A dove lo fai giocare titolare? Comunque, iscriviti al canale sempre e comunque Forza Napoli. Cioè, pure oggi mi devono fare incazzare. Ciao, you.